Oggi voglio parlare dell'esperienza che abbiamo sviluppato, della ricerca che abbiamo sviluppato per trasferire alcuni principi espressivi insiti nel Carnevale di Ottana all'interno del linguaggio teatrale, di un linguaggio teatrale contemporaneo. Ovviamente questa ricerca parte da presupposti, diciamo così, abbastanza solidi, precisi. Parte dall'idea che appunto il Carnevale sia il teatro delle origini, l'origine del teatro, e quindi siccome in Sardegna esistono notevoli persistenze di teatri molto antichi appartenenti al mondo agropastorale, soprattutto all'interno della Sardegna, nella Barbagia, come gruppo teatrale che un po' si cercava, sto parlando degli anni 90, di ridefinire in qualche modo a livello culturale la propria identità. C'era questa ricerca di ridefinizione di un'identità, di una ricerca delle proprie radici. Tutto questo ci ha condotto a sviluppare questa ricerca, in particolare appunto sul Carnevale di Ottana, perché era un carnevale in cui l'opposizione drammatica, diciamo così, fra il bue e il merdules, cioè il padrone del bue, si articola con svariate improvvisazioni che ricordano un po' la domatura del bue e la sua ribellione, che meglio di qualsiasi altro carnevale faceva intuire, capire, diciamo così, che effettivamente il carnevale è un fatto teatrale. Per cui, avvalendoci anche della collaborazione di un antropologo, siamo andati a studiare questo avvenimento seguendo una tecnica di indagine di tipo sincronico, quindi osservando le cose che accadevano, sia dal punto di vista demologico, diciamo così, cioè come un fatto tradizionale popolare, sia come un fatto teatrale, quindi espressivo, vero e proprio. Però la lente, diciamo, di osservazione, sia per me come ricercatore registico, sia per l'antropologo, era osservare l'avvenimento come un fatto teatrale. La cosa che prima di tutto siamo andati a cercare di carpire come possiamo dire, la logica del movimento di questa cellula embrionale. Si trattava di scoprire i principi non scritti, cioè che dovevi in qualche modo essere tu a dedurli, che animavano per esempio la caratterizzazione dei personaggi. Innanzitutto dobbiamo subito dire che a livello agropastorale, contadino, popolare, l'approccio ai fatti è sempre molto concreto. Quindi l'approccio al personaggio non poteva essere di tipo psicologistico, era chiaramente un approccio gestuale. Quindi loro partivano per esempio dal fatto di incurvarsi, di modificare gli atteggiamenti corporei, di zoppicare e poi anche di mettersi i costumi, le pelli e le maschere. E quindi il personaggio nasceva lì, nasce nel corpo. Perché questa ricerca è giustificata? Perché il linguaggio teatrale del carnevale è un linguaggio che rompe con i movimenti quotidiani. Tu nel carnevale inizierai a osservare dei movimenti e dei comportamenti che sono extra quotidiani. È esattamente l'equivalente di quello che è il comportamento dell'attore sul palcoscenico, che ha un comportamento extra quotidiano e non quotidiano. E quindi c'è innanzitutto questa valenza comune nel pastore che si maschera o nell'attore che recita in scena, che entrambi entrano in una sfera fisica e psicologica non quotidiana che gli consente di fare delle cose molto impegnative, per esempio scrollare
diversi chili di campanacci per 3-4 ore di seguito, muovendosi nella strada. Loro dicono che essere mascherati gli dà un'energia in più, una forza in più per fare queste cose. Però noi, diciamo così, essendo un gruppo teatrale che ha avuto una base di ricerca fortemente gestuale, chiaramente ci è venuto per alcuni versi più semplice riuscire a decodificare il comportamento nel carnevale. Quindi abbiamo iniziato a vedere che loro, per esempio, sceglievano un passo specifico di quel personaggio e lo tenevano tutta la giornata. E quello che poi noi, come gruppo teatrale, abbiamo provato a fare, sia dall'osservazione diretta sul campo, sia anche da tutto il materiale video che raccoglievamo, abbiamo provato a utilizzare questi loro modi e li abbiamo messi, diciamo così, nello studio al chiuso, in sala. E adesso l'attrice Maria Paola Di Siga, che è quella che ha collaborato con me in tutti questi anni, mostrerà alcune cose. Bene, grazie. Quello che appunto noi andavamo a cercare di identificare era l'alfabeto, cioè la grammatica teatrale essenziale da cui questa cellula embrionale teatrale carnevale partiva. E quindi poi abbiamo sviluppato questi codici utilizzando tutta una serie, come possiamo dire, di linguaggi codificati che esistono quando vai a formalizzare il linguaggio gestuale dell'attore in scena. Quindi adesso Paola vi mostrerà modi di camminare associati a dei modi di girare e associati a dei modi di andare per terra, che chiaramente esistono anche nel carnevale, per esempio quando il bue si ribella alla domatura del padrone, si butta per terra e si rifiuta di lavorare, a che il padrone del bue arriva con un grosso bastone, lo minaccia di picchiarlo violentemente. E lì c'è quest'altro principio teatrale di un'intenzione reale che però poi non si esaurisce, altrimenti la persona chiaramente verrebbe ammazzata, no? se tu esaurissi. Però quello è un principio teatrale, l'intenzione deve essere reale, non finta, no? La finzione sta solo nel fatto che non conclude. E questo c'è per esempio nel Carnevale di Ottana. Comunque adesso vedremo questa composizione.
questa composizione possiamo notare alcune cose che noi abbiamo estrapolato anche dall'osservazione ricercando. Prima di tutto che nei comportamenti extraquotidiani difficilmente uno, cosa ne so, ha un atteggiamento fisico come ce l'ho io adesso, così. In genere in tutte le culture teatrali, anche in quelle orientali, normalmente si crea appunto una base bassa da cui poi si articolano tutti i movimenti, e questo è presente sia nella caratterizzazione dei merdules che in quello che avete visto fare a Paola, sia in moltissime culture teatrali, soprattutto orientali. Chi invece usa il corpo proprio eretto, aperto nello spazio dritto, è proprio il bue. Ma perché? Perché il bue deve sopportare il peso di questi campanacci e quindi gli serve tutta la spinta verso l'alto, anche per poter fare il passo danzando, diciamo, così come lo fanno, scrollando centinaia di chili, insomma, e farlo poi per 3-4 chilometri. Quindi non è un'azione fisica che puoi fare incurvato, insomma. Lì ti serve proprio tutta l'energia. In quel caso, perché c'è questo peso, l'uso del corpo è dritto e aperto verso lo spazio. Invece nel caso dei merdules o dei gobbetti, cioè che sono appunto gli altri personaggi del Carnevale di Ottana, sono tutti incurvati con delle basi basse, zoppicano, fanno tutte le azioni che fanno per caratterizzare il personaggio. E questo si vede qua. Altre cose che si vedono qua sono gli stop, perché sapete un linguaggio creativo, proprio perché non parte da codici già precisi, deve porsi dei limiti, e uno di questi limiti è rappresentato dallo stop e poi dal fatto che si è capaci di ripetere uguale quell'azione, altrimenti diventa un caos che non finisce mai. E questo lo fanno nel Carnevale di Ottana, cioè se camminano in quel modo, quel personaggio camminerà tutta la giornata in quel modo, non cambia il modo di camminare. Se strascinano una gamba, si muoverà sempre strascinando una gamba. Questo è molto interessante, fra l'altro, da osservare. E quindi è un principio che tu prendi, no? Cioè crei, però contemporaneamente poi devi saper ripetere uguale. Alla fine quell'azione va fissata, ecco, va codificata, perché diventi alfabeto. Anche se è creativa, anche se te la sei inventata tu. Poi questo corpo, il movimento, diciamo, extraquotidiano, che si muove seguendo un linguaggio che gradualmente viene codificato, serve per dare vita alla maschera, perché la maschera comunque sì, ha un'espressione, in quelle di Ottana sono molto grottesche. Tra l'altro il carnevale sardo è un carnevale, come possiamo dire, grottesco, drammatico fondamentalmente, tragicomico, non è esattamente la comicità del carnevale come è stata poi alla fine estrapolata dalla commedia dell'arte. Fra l'altro non è esistita in Sardegna un passaggio dal carnevale alla commedia dell'arte, cioè queste, come possiamo dire, queste trasmutazioni dal fatto demologico al fatto teatrale in Sardegna si stanno compiendo in questi anni, le stiamo compiendo noi gruppi teatrali adesso. E c'è comunque, e questo lo notano tutti, quelli che vengono in contatto con noi anche dall'estero e che comparano, che il carnevale sardo non è esattamente un carnevale comico, è un carnevale tragicomico, molto, molto grottesco nella sua manifestazione. E questo si vede moltissimo nelle maschere dei merdules di Ottana e soprattutto si vede moltissimo nel personaggio della filatrice, che in sardo si chiama Seironzana, che è appunto un uomo vestito da donna che fa i movimenti di questa donna anziana con questa maschera e poi con un fuso, un filo in mano, e ha delle forbici che tagliano questo filo. Praticamente noi abbiamo
preso in particolare per questa dimostrazione il personaggio della Ilonzana e adesso Paola prenderà questa maschera che noi abbiamo, che è originale naturalmente, e applicherà i principi, diciamo, nel corpo per fare in modo che una maschera che è fissa, una faccia che è fissa, paradossalmente inizia ad avere delle espressioni. E questo parte molto dall'uso che si fa della spina dorsale e appunto da questo uso di un corpo dilatato su una base ampia. L'altro elemento che abbiamo analizzato è l'uso degli oggetti. Noi in teatro questa ricerca la facciamo normalmente, diciamo. Quindi siamo stati interessati a vedere come usavano perché da noi, diciamo, l'oggetto va studiato sentendo i pesi, gli equilibri, il modo con cui farlo vivere, perché anche l'oggetto, come la maschera, è inanimato, no? Quindi l'obiettivo è come farlo vivere, renderlo vivo agli occhi dello spettatore. Quindi ci sono delle tecniche che si fanno e queste tecniche noi poi adesso le abbiamo viste nell'uso delle forbici della Ilonzana, che sono delle forbici appunto dell'agricoltura, molto grosse, e che Paolo ha studiato insieme, lo vedrete insieme alla maschera. Stiamo analizzando tutti gli elementi costitutivi del linguaggio non verbale, il carnevale fondamentalmente è un linguaggio non verbale, questo poi diventa un teatro dove tu analizzi
tutto quello che precede in qualche modo la parola, no? Nella comunicazione, diciamo così, nella comunicazione. Alla fine, questa chiaramente è solo una parte di quello che tu puoi osservare teatralmente parlando nella manifestarsi del carnevale. Sono tantissime altre cose, per esempio il rapporto fra i mascherati e i non mascherati, le reazioni delle persone quando i mascherati la notte entrano dentro le loro case e non si fanno riconoscere. Insomma, ci sono moltissime cose che poi è interessante esplorare. Adesso arriviamo all'ultimissima parte della costruzione di questo personaggio che è stato considerato da alcuni drammaturghi una delle migliori messe in scena, diciamo così, realizzazioni dei trolls della foresta, che potrebbero essere utilizzati anche per fare, come adesso, Sogno della notte di mezz'estate, no? Per fare gli elfi, invece di farli sempre con le orecchie a punta, no? Quelli. Quindi ci sono molteplici possibilità poi di utilizzo di questi elementi, no? A livello creativo. Vedete, questo è l'ultima cosa che stavo appunto accennando prima, che tutta l'azione carnevalesca dei mascherati è permeata da un'intenzione. Non fanno nulla per caso, o che c'è questa idea di ribellarsi, o questa idea di dominare, o questa idea di creare delle improvvisazioni come fanno con degli oggetti, o questa idea di catturare delle persone per obbligarli a farsi pagare da bere al bar. Comunque nel movimento delle maschere c'è sempre un'intenzione, quindi l'azione non è mai fredda, è sempre motivata da qualcosa. Questo lo vedrete anche in questa composizione.
sono voci contraffatte che vengono dalle maschere, sono delle lamentazioni, si lamentano, però lì veramente, veramente tragicomica come tipo di interpretazione. È un piangere, però è anche appunto un ridere. Poi se fa la sera 7 possiamo fare l'ultima parte che canti, lo dico. Schida, che non